Assessore Pannuntin, oggi viene inaugurata la nuova sede dell'Osservatorio Meteorologico nel comprensorio della Protezione Civile regionale. Il senso di questo trasferimento? Ma il senso credo che sia evidente, è un percorso che è iniziato in realtà nel 2014. Con la legge 3 del 2014 abbiamo istituito il centro funzionale decentrato, che è una potente sinergia tra la protezione civile e l'OSMER. Noi abbiamo ritenuto che anche l'inglobamento all'interno del complesso della protezione civile fosse un segnale di integrazione importante. Questo creerà ulteriori condizioni per una migliore collaborazione, dà senso e sfrutta appieno investimenti importanti che questa regione ha fatto anche sulle infrastrutture di protezione civile e consentirà, credo, ai nostri cittadini di godere di un ulteriore e ancora più ampio margine di sicurezza attraverso uno strumento, quello dell'OSMER, insediato all'interno della protezione civile, che consente un'interlocuzione molto ma molto più efficace di quella che era garantita prima. Qui gli spazi sono più che dignitosi e anche per quegli operatori è più facile lavorare. Assessore Vito, oggi l'inaugurazione della nuova sede dell'Osservatorio Meteorologico di ARPA, qua a Palmanova. Sabato invece ci sarà un altro evento molto importante che riguarda sempre la meteoclimatologia. Sì, oggi è una giornata veramente importantissima, diamo all'OSMER nell'ambito del centro funzionale decentrato una sede assolutamente adeguata, efficiente, con una tecnologia all'avanguardia che sicuramente aiuterà moltissimo nel lavoro così importante che viene fatto in termini di meteo e di climatologia. Stiamo parlando di una struttura che ha veramente costruito delle professionalità importanti, quelle che ci aiutano appunto nelle previsioni del tempo, che sappiamo essere uno degli argomenti anche di grandissimo interesse da parte dei cittadini. Il fatto di essere collocati nell'ambito proprio della sede della protezione civile è un aiuto importante in termini di funzionalità, proprio per cercare di essere i più efficaci possibili nel momento in cui anche le esigenze lo richiedessero. Ricordo che l'OSMER continua a essere comunque una delle colonne portanti della nostra Agenzia di Protezione per l'Ambiente, con la quale stiamo facendo dei lavori assolutamente significativi, perché nei prossimi giorni presenteremo il rapporto sullo stato dell'ambiente di tutti questi ultimi anni, quindi fino agli ultimissimi dati del 2017-2018, e sabato 10 a Gorizia, nell'auditorium di Gorizia, invece presenteremo le prime risultanze dello studio proprio sull'adattamento al cambiamento climatico, quindi un argomento di estremo interesse che ha raccolto quindi una grande partecipazione da parte tanto dei cittadini quanto degli istituti scolastici.